E sfumiamo una delle sigle storiche del Bosco dei Sogni, addirittura i Poison Ride the Wind, ma quanto adoro questo brano. E per introdurre il primo dei due ospiti di oggi, e vi dico già che siamo in collegamento fuori dall'Italia, addirittura fuori dall'Italia, lo introduco leggendo un piccolissimo pezzettino preso da uno dei suoi libri più conosciuti, Il Sole e la Cometa. Non lasciare che i tuoi occhi ti facciano diventare matto per via della vera bellezza che va cercata invece dentro di te. Non lo sai ancora, ma si preparano grandi e magnifici cambiamenti per te e rimarrai sorpreso delle trasformazioni a cui andrai incontro. Posso solo anticiparti questo: divertiti finché puoi e non perdere tempo a essere qualcosa che non sei. Impara a essere il migliore amico di te stesso, perché altrimenti puoi facilmente cadere nella trappola di divenire il peggior nemico. Sii sempre orgoglioso di quello che sei e vivi alla grande giorno per giorno, come se non ci fosse un domani. Sergio Bambaren Roggero. Ciao Sergio, benvenuto! Ciao Max, grazie per l'intervista. It's very very nice to meet you again. It's always nice. How are you? Good here. I'm living in Tenerife, in the Isola Canaria, and I'm feeling fine, Max. It's a warm day and a lot of peace around here, so it's okay. Thank you very much. Thank you too for being here again with us. It's very It's a pleasure. yeah, A pleasure. Thank you. it's very pleaseful to meet you. And I see a beautiful message upon your head. Home is where the waves are. La casa si trova dove sono le onde. That is true, Max. Where there's a wave, it's always home. I know you love very, very much the sea. And first of all, I have this little introduction by reading The Sun and the Comet, a little piece where you talking about being, first of all, being friend of ourself. Is very, very important. It has been very, very important also for you. Learn this. Be myself friend. I guess it's very important for me, because if I cannot be a friend of myself, how can I be a friend for the rest of the people? If I don't, if I'm not in peace and if I'm not happy with who I am, how can I be happy with the rest of the world? Certo, il nostro Sergio Bambaren, che adesso per chi magari non lo conosce bene, vi faccio anch'io una piccola introduzione, ma giustamente ha riportato una cosa bellissima. È importantissimo per me, è stato importantissimo per me essere amico prima di tutto di me stesso, in quanto anche chi ci viene incontro, gli altri sono un po' uno specchio, quindi come faccio a incontrare gli altri se prima non ho incontrato me stesso, non ho imparato a essere amico, perché poi si dà anche quello che si è. Sergio, il nostro Sergio Bambaren, è uno scrittore famosissimo, infatti ogni volta che lo incontro per me è una grandissima emozione, nel mio piccolo, di quanto amo anch'io scrivere, però cioè, lui è veramente una cosa incredibile. Vi faccio solo una piccola presentazione per chi non lo conosce molto bene, ma difficile che non conosciate il delfino, ragazzi. Però fin dai primi anni della sua vita Sergio fu conquistato dal mare. Lui è nato a Lima, poi è surfista, scrittore naturalizzato australiano. Dopo gli studi si recò negli Stati Uniti e si laureò in chimica all'Università del Texas. In seguito emigrò in Australia e lavorò in una grossa multinazionale come responsabile delle vendite. Dopo alcuni anni decise di prendersi un anno sabbatico e di viaggiare principalmente nel sud-est asiatico e in Africa. I suoi pellegrinaggi alla ricerca dell'onda perfetta da cavalcare lo portarono poi in Portogallo, dove fece un incontro inaspettato, un delfino, che gli ispirò il suo primissimo, ragazzi, romanzo intitolato appunto Il Delfino, che a me piace tanto perché già a partire dall'inchiostro blu usato per scrivere questo libro,
La storia ha proprio un delfino come protagonista, ma la morale sottostante è quella della libertà, che si può gustare solo con il coraggio di osare. Pensate un po', tornato in Australia, il nostro Sergio ha ricevuto un'offerta per la pubblicazione da parte di una notissima casa editrice internazionale, che però gli imponeva di modificare il testo. Sergio ha rifiutato e si è autopubblicato da solo nel 1996 e pensate un po', il suo coraggio è stato premiato. Nel giro di un anno ha venduto, non so, 20 milioni di copie. Fino al 2009 il Delfino è diventato addirittura un film che è stato anche candidato all'Oscar ed è stato tradotto in 40 lingue. Caspita, tanta roba. I mean, Sergio, is not only about being friend of ourselves, but you give us a lesson also about believing in ourselves with the story of the dolphin. You have to believe in what you dream in yourself, in your heart. Yes, Max, I believe that we all have a purpose in this life. I believe that we can find that purpose, the purpose of our life, by following our dreams and have the courage that, to overstep the difficulties in this journey in order to fulfill your destiny and be able to find the true purpose of your life. That's correct. Yes, gli ho chiesto appunto, non si tratta non solo di essere amici di se stessi, ma imparare, passo alla volta magari, ma anche a credere in se stessi, come ha fatto lui dal nulla, guardate un po', e mi ha detto certo, questa è la via migliore, nel senso che, mi ha detto Sergio, io credo fermamente che ognuno di noi abbia una sorta di scopo, di proposito nella vita, in accordo con la propria anima, quindi una delle prime cose, una delle principali cose è credere in se stessi, nel senso nel proprio sogno, nei propri sogni, nel realizzare i propri sogni, e poi aggiungiamo anche, questo è un chiaro anche veicolo di esempio per gli altri. So, first of all, The Dolphin is about, it has been published again, a new publishing. That's correct, Max. Thanks to My Life Editoriale in Italy, the new book, El Delfino, is now being published by My Life Editoriale, a wonderful publishing house in Italy. And they will also publish my next book, which is called The Dolphin and the Voice of the Ocean, next year. Ok, allora gli ho chiesto appunto, è uscita adesso, questa settimana, una nuova pubblicazione proprio del Delfino, in una veste nuova, magari più moderna, ma sempre bellissima. E Sergio appunto ringrazia la My Life, la casa editrice italiana, per aver permesso tutto questo. I say also ciao Sonia, because I know them, I know My Life. It's a wonderful publishing house. I say, I remember Sonia. Ciao Sonia. Ok. Okay. They are wonderful people. Sure, very, they work with a lot of passion, a lot of heart. Yes. E così il nostro Sergio ci ha anche anticipato che nel 2025 esce il seguito del Delfino. But nel frattempo, in the meanwhile, è appena uscito un altro titolo nuovo, importantissimo. Il momento migliore è adesso. Questo è il titolo in italiano. There is also a new book. The Italian title is Il momento migliore è adesso. The better moment is now. This is the right title? What's the title? Yes, what we did with that book is we changed the title. It was a book that we published in Italy, and it's a book about, again, following. There are some times that you have to make difficult decisions in life, and you really have to take the first step in the right direction in order to fulfill your destiny and live the life you were meant to live, the life that you would love to live. This book has been republished with a new title, and so far, so good, everything good, Max. But next year, as I said, it's gonna be finally published,
because I felt it was time to write it. The second part of Il Delfino. Ok, ok. Allora, per quanto riguarda questo libro è felicissimo, appunto il momento migliore adesso che sia stato pubblicato perché è un vero e proprio messaggio di affrontare la vita da un certo punto di vista, con una certa ottica, sempre rientrando nel discorso dello scopo della nostra vita, perché a volte le cose si possono fare dure e si tratta di ripartire anche dalle cose più semplici, dai veri valori della vita, dal ritornare al valore della vita. Vi dico l'incipit del libro che dice questo: un uomo sfreccia in autostrada a bordo della sua Porsche fiammante, diretto a un incontro importante di lavoro. A un tratto una telefonata lo distrae, la voce del navigatore si perde in sottofondo e l'auto imbocca all'uscita sbagliata. Si ritrova così nella zona più povera della città, proprio nel quartiere da cui era fuggito, giurando di fare fortuna per non mettervi più piede. Confuso e spaventato, con il cuore in subbuglio e la testa che gira, è costretto a fermarsi davanti a una vecchia casa. Mentre perde i sensi, vede la porta aprirsi, poi tutto diventa nero. A risveglio apre gli occhi in un mondo diverso e si trova faccia a faccia con se stesso. Ma è un se stesso migliore, quello che sarebbe diventato se nella vita avesse scelto di seguire un'altra strada, se avesse capito che la felicità non nasce dal denaro e dal successo materiale, bensì dall'amore per le cose semplici, dal calore di una famiglia, dalla serenità interiore, valori che i suoi genitori gli avevano trasmesso, ma lui aveva dimenticato e che ora ritrova nelle stanze della sua casetta di un tempo. Così a poco l'uomo riscopre dentro di sé il bambino felice che era allora. Sono passati tanti anni, però i suoi sogni più autentici sono rimasti gli stessi. Sono i sogni dei bambini e non muoiono mai. A little bit of sliding doors. Yes, again. I always emphasize it because a lot of people ask me these questions, Max. We're living in a world that, from my humble point of view, the world is going crazy right now. It's so complicated, everything. The wars, the cultures, being in problems, so many people, thinking that material possessions will bring you true happiness. I mean, there's nothing wrong with material possessions, but you will never find happiness in those things. And this is something that I always try to repeat and repeat. Of course, there's nothing wrong with them, but let's, as I said sometimes, let's not hold, the cell phone all the time, watching so many bad news and things, and go back to our roots of trying to live a simple life. The simple things of life are the most beautiful things in life. Certo, come avete potuto sentire, la prima domanda che gli ho fatto in merito a questo libro, Il momento migliore adesso, sembra un pochino un esempio di sliding doors, cioè quando la vita prende direzioni diverse e noi saremmo potuti essere persone diverse in base a una scelta, quindi il protagonista che si ritrova di fronte a un se stesso diverso perché ha fatto scelte diverse, perché è rimasto una persona umile e semplice, non nell'attaccamento materiale, gli ho detto è un po' un effetto sliding doors, quindi curioso poi leggere l'evoluzione del libro, questo dialogo con questo se stesso. E Sergio mi ha confermato sì, perché lui tende a voler tanto portare questo messaggio, a enfatizzare questo messaggio. Sta notando, anche se siamo in tanti, che il mondo veramente la gente sta impazzendo, cioè al di là del discorso guerre, non guerre, ma c'è un grandissimo, un profondo attaccamento al benessere materiale, alla materialità. E Sergio dice: io non giudico nessuno, nel senso, non è sbagliato, ma manca tutto il resto, è questo che non va. E quello che io propongo, dice Sergio, con i miei libri, con i miei incontri, con i miei viaggi, con la mia persona, è tornare alle radici, le radici della semplicità, di chi siamo veramente come esseri umani, ma anche evidentemente dei bambini che siamo stati. Do you think, Sergio, that the dolphin
was a sort also of dialogue between your inner child and the nature. Of course. Definitely, Max. For me, dolphins and the ocean itself, and since I was a kid, I swim with dolphins, and it's not only the dolphin, it's the world I found where they live. It's everything. There's so much harmony in everything because there's so much pureness in the heart of a dolphin. You will never find a dolphin gossiping about other dolphins, or you will never find a dolphin, trying to do some damage to another dolphin. So in the end, yes, since I was a kid, I saw all the things, and I truly believe that we should never forget the kid, the child that we will always be. As long as we carry it in our pocket with us and remember that, everything is possible, but doing the right thing and with love and light and kindness, we will be okay, Max. We will be okay. I do really agree. Cari ascoltatori, dopo leggerò anche le domande che stanno arrivando perché sono tantissime e il nostro Sergio è sempre disponibilissimo ed è bello averlo qui con noi e appunto gli ho chiesto se a suo sentire questo bellissimo dialogo che c'è stato realmente e che poi ha riportato nel libro Il Delfino sia stata una sorta anche di comunicazione tra il bambino interiore e la natura, il mondo della natura, una sorta di linguaggio universale condivisibile che solo un po', diciamocelo, quando si è bambini si può mantenere intatto, integro, puro e poi evidentemente crescendo per vari motivi perdiamo. E appunto la sua risposta è stata più che affermativa, nel senso che lui sin da bambino amava nuotare e amava nuotare con i delfini. È chiaro poi che il discorso del dialogo con la natura è fondamentale proprio anche come esempio perché dice ti rendi conto mantenendo intatto il rapporto con la natura, in questo caso appunto con i delfini, che non troverai mai delfini che sparleranno alle spalle degli altri delfini o che faranno danni, causeranno dei danni agli altri delfini. È tutto in armonia, è tutto perfettamente in equilibrio, è tutto comunicante, è un insieme perfetto, armonico. Quindi è chiaro che recuperare quella parte bambina sicuramente è un ingrediente fondamentale, capire come eravamo da bambini, ritornare a quel mondo magico dell'essere stati bambini è fondamentale poi per capire da adesso in poi come ripartire nel dare un giusto indirizzo al mondo, un mondo che può ripartire dalla luce, dall'amore, dalla comprensione, dall'umiltà, può ripartire da lì, dalle nostre radici, dal nostro bambino interiore e sicuramente dal mondo della natura. Sergio, talking with you is really like talking with the Little Mermaid. Well, thank you. Grazie, Max. you just seeing you is just seeing a creature of the sea that stays with us just to give us some teaching, some example, some love, many things that only the life in the nature, in the sea, can show us how much important it is. You're just like the mermaid. Grazie, Max. See, look, as I told you, every day I spend some time in the ocean because it's for me it's like getting away of all of all the situations that are right now in the world. And we're talking about the whole world, it's amazing. I cannot believe in the 21st century we're still having wars and killing each other, everyone in the name of God, and
we've lost so much humanity. We have lost so much our empathy, and I believe that we have to go back to those things, to empathy, to humanity. We have to learn to forgive in order to start again, and do everything with kindness. I don't see any other way that we can make this world better, because, as I said, there are so many things happening in the world at the moment. Especially in my case, I am very involved in the climate change, and all these floodings, fires, droughts. We're making the climate go crazy, and we're not doing anything about it. Some wonderful people are doing some things, but it's not enough. And if we don't do it, who does it? So, but again, with forgiveness, with kindness, recovering our humanity, our empathy, and let's change the world once and for all to make it a wonderful place for all of us to live and be happy. Ok, e per chi capisce l'inglese sa già che ho fatto una piccola battutina, perché vedere Sergio, lui trasuda mare, cioè proprio lui è il mare fatto persona, lo ama talmente tanto, lui vive tra l'altro a Tenerife, ce l'ha di fronte ogni giorno, è in mare, quindi gli ho detto, sai Sergio, parlare con te è come parlare con la sirenetta, cioè The Little Mermaid, qui, e lo ha fatto sorridere, perché veramente il suo messaggio arriva veramente quasi dal popolo del mare, da chi è in pieno e perfetto e preciso contatto e armonico con la natura, e chi più del mare, un mare che stiamo tra l'altro completamente rovinando, può darci un insegnamento, portarci un qualcosa, può dirci un qualcosa in merito al fatto che è il momento, è l'ora di iniziare a guardarci dentro se vogliamo cambiare questo mondo, questa vita, perché non andremo avanti tanto così. E al di là di sorridere della mia battuta sulla Little Mermaid, sulla sirenetta, il nostro Sergio mi ha confermato appunto che non c'è più tempo, e la parola chiave, proprio la base su cui ha proprio costruito la nuova risposta che Mie ci ha dato è kindness. Me l'ha ripetuta spesso, kindness. Bisogna ripartire dalla gentilezza, dalla coesione, dal rispetto sicuramente, ma kindness, gentilezza, è venuta proprio a mancare questa cosa verso noi stessi, verso l'altro, verso il mondo. Quindi il nostro Sergio fa tanto di occhi così nel dire: ma come nel 2024 ancora sentiamo parlare di tutte queste guerre atroci, terribili? Poi Sergio dice: io che poi sono molto 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 coinvolto anche nel portare avanti un messaggio verso il clima, verso l'inquinamento, verso il cercare di tornare ad avere un pianeta vivibile, abitabile. Insomma, dice: se non ripartiamo dalla kindness, dalla gentilezza, ci guardiamo negli occhi, ci diamo una mano a vicenda, altro che guerre, e qui ragazzi dove andiamo a parare, dove andiamo a finire? One question from our listeners, ok? Ok, io leggo adesso alcuni dei vostri messaggi. C'è molta curiosità in merito alla novità di oggi, la nuova uscita, il seguito del Delfino. The question is about having some anticipation. If you can give us about the new book, the new Dolphin, what it is about? Yes, I can give you some information. The book is gonna, as I said, it's gonna be published next year, also by My Life. We don't have an exact title. I can give you the German title of my German publisher from Tedesco. It's called the Dolphin and the Voice of the Sea. Okay. And it's basically the continuation of the Dolphin, but this time Daniel Delfino, sì? He gave us a lesson of kindness, of humanity, of empathy, and of forgiveness, because as I said before, I'm very involved in the climate change. And I'm seeing that all around the world, we're destroying nature, Max.
Uh, right now, I can tell you, in the United States, there's a hurricane going to Florida, and it's considered the strongest hurricane of all times. It's amazing. Don't forget that I'm a chemical engineer. Yes. And this hurricane has passed from category 1 to category 5 in 4 hours. If you see that from a scientific point of view, it's crazy. And the only reason that can happen is because the ocean is so hot. I mean, it's so warm because of the contamination that we humans are putting in the planet, that these cataclysmic new events are starting to happen. I saw that, for example, in the north of Italy, not too many months ago, I mean, the floodings were horrific. The same happened in Austria, the same happened in Germany. I was reading last week in Thailand. On the other side, in the Amazon jungles are burning, the fires. And I mean, are we going to wait to do something when it's already too late? Because it's happening all around the world. And it's killing people, it's killing animals, it's changing our atmosphere. And a lot of governments promise things, but in the end, again, it's nothing changes because of money, because there are so strong players that, for example, you know, the petrol industry, which is one of the biggest contaminants, they don't want to close their industries because they are making so much money, but and I have to say it, they don't care that they are destroying the planet no matter what they say. And if we don't collaborate in doing the change, who's not gonna do it? So the book talks about how we are killing our oceans, and I can see it because every day I go to the ocean, sometimes scuba diving, sometimes snorkeling, and everything is disappearing. I know. Everything is disappearing. Eccoci qui, la risposta di Sergio in merito al nuovo libro, il seguito del delfino, il nostro Daniel the Dolphin, il delfino, è proprio questo grandissimo messaggio e anche grandissima amarezza e tristezza che porta nel cuore. Il nuovo libro porterà un messaggio particolarmente incentrato sulla necessità, cioè un'urgenza incredibile dell'adesso, di cercare di partire nello sistemare le cose, cioè ripartire con il giusto e dovuto rispetto per il pianeta in cui stiamo vivendo, ma in una maniera evidentemente molto molto forte e importante, perché lui fa anche degli esempi. Ha visto cos'è accaduto in Italia recentemente, lo ha visto. In Florida attualmente c'è un uragano che è stato classificato il peggiore di tutti i tempi e lui dice è impensabile, è impossibile che è passato questo uragano da classe 1 a classe 5 nell'arco neanche di 4 ore, cioè è una cosa impensabile, è incredibile, però dice accade perché i mari sono surriscaldati e il problema rimane sempre uno: il denaro. E quindi tutte le industrie, le case petrolifere, tutto il resto non ci sentono, non vogliono sentirci, non vogliono perdere un solo cent del loro interesse. Però Sergio dice: ma allora quando arriverà la nostra risposta? Quando ormai sarà veramente già troppo tardi? Sarà tutto già finito? Perché stiamo andando in questa direzione e gli eventi anche, dice, climatici lo stanno dimostrando. So Sergio, one question, then we have the whole interview done, but it's a very beautiful question. Was a big emotion for you to meet again Daniel, also in a new book? Of course, Max. Daniel Dolphin for me, it's an amazing dolphin that I met in Lisbon, in the ocean in Portugal.
and that it's a wonderful dolphin that's changed my life forever. And being able for him, I never thought that so many people would think the same way I thought when I wrote Il Delfino. And now, again, it's so amazing that he comes with a new message for humanity, a message of kindness, a message of empathy, a message of forgiveness, in order to save our beautiful planet, because it's the only planet we have. It's our only house, and of course, it's probably the most special book I've written. So it's very, very close to my heart. There are many. You've wrote a lot, several special books, several. And I suggest every time to the people to read them, because they are very beautiful message and teaching. E naturalmente Sergio mi ha risposto, gli ho chiesto, è stata una grande emozione rincontrare Daniel il Delfino in un nuovo libro? Lui dice certo che sì, anche perché il Delfino, Daniel, mi ha cambiato la vita, mi ha cambiato il modo di pensare, e io confermo quello che riporta, che poi tanti persone ancora adesso gli scrivono, gli dicono che il Delfino ha cambiato anche la loro vita, perché lui è grato, veramente grato di questo incontro, perché non sarebbe stato il Sergio che è oggi. Certo rimane di fondo il messaggio più importante: il perdono, la gentilezza, l'umiltà, l'armonia, la luce, ripartire dalla natura. Questa è la strada, questa è l'unica via, questo è quello che gli preme portare come anche portavoce da parte del Delfino, perché non c'è altra soluzione. Sergio, thank you very much for being here again. As always, thank you to you, Max, and for giving me your space, your wonderful program, and be able to talk about, wonderful things and never forget that life is beautiful, and that, we have a lot of problems, but if we get together, we can make a better world for all of us. Ok, mi ha ringraziato per mettere a disposizione il mio programma radiofonico, perché il momento migliore è l'adesso, quello della condivisione, incontrarci e poterne parlare. My pleasure, Sergio. Really, whenever you want, I'm here. L'onore è tutto mio. Thank you very much. See you soon. I say also a big ciao to Sylvie. She is a very, very kind soul. È sua moglie Sylvie che ci ha sempre messo in contatto. Ok? Grazie Max. Un grande abbraccio, Sergio. Un abbraccio molto forte. A te, a prestissimo. Ciao Sergio. Grazie di cuore. A presto. A presto. Ciao. Mi sono perduto in migliaia di vite e chissà in quante altre ancora, cercando più me stesso che il tuo nome. Non sono che un povero essere umano che cerca ancora invano il suo compito su di un pianeta lontano. Come puoi avermi perdonato? Chi ama lo fa sempre, e tu non sei soltanto un essere umano, sei anche colui il quale ha scelto di ripartire da zero pur di continuare a cercarmi. Forse è la scelta più importante che tu abbia mai fatto per tutto l'arco dell'intero ciclo. Come fai a essere così sicura che ci riuscirò? Come fai a sapere che anche questa volta non scapperò? Perché me lo hai promesso. L'ho visto nel tuo futuro. E visto il modo in cui lo hai fatto, soltanto uno sciocco non avrebbe potuto crederti. Come farò a riconoscerti? Come farò a sapere cosa dovrò fare in quel momento?
Fu il venerabile maestro a rispondermi e lo fece affidando le sue parole al vento. Proprio da quel calore, dal calore della sua mano. Grazie a quello saprai riconoscerla e allora il tuo cuore saprà cosa fare. Circles, il viaggio di un'anima di Atlantide. Ricordati chi sei.